Sei imprenditori della nautica da domenica stanno protestando a Chioggia nel Veneziano, si sono attrezzati con gazebo e tutto il necessario per presidiare la sede municipale, si battono per difendere le loro attività. 6 darsene, aziende del settore diportistico, destinate a morire se verrà realizzato lo sbarramento ponte sul fiume Brenta contro il cuneo salino, un progetto che è motivo di dibattito e di scontro già da alcuni anni. Da 6 anni, dice Marino Masiero, titolare della Darsena Marina del Sole di Chioggia, partecipiamo a tutte le conferenze di servizi con gli enti coinvolti, da 6 anni non veniamo ascoltati quando facciamo notare l'inutilità di quest'opera che vuole fermare il sale sul Brenta mentre l'acqua potabile si preleva dall'Adige. Ma si è ancora in tempo per fermare l'opera? Ma la politica in Italia determina la vita e la morte dei governi piuttosto che di tutti i procedimenti democratici, quindi è solo una questione politica. Il potere è in mano ai nostri amministratori, è una questione di volontà e di scelta. Noi da 7 anni l'abbiamo detto in tutte le sedi, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, abbiamo depositato documenti. Nessuna amministrazione, nessuna ci ha dato retta. Vuol dire che il treno non è che sta arrivando alla stazione di arrivo, vuol dire che da quando è partito alla partenza era un treno che si sapeva dove doveva arrivare, indipendentemente da tutto e da tutti e da quello che soprattutto costerà l'arrivo in stazione di questo treno. Intanto il sindaco di Chioggia, Giuseppe Cassonna, dopo aver temporeggiato, sembra che ora abbia capito la gravità della situazione e ha segnalato al magistrato alle acque la necessità che la futura conca di navigazione debba tenere conto del transito delle imbarcazioni, riducendo i tempi di attesa. Oggi si parla di 4 ore durante i fine settimana, ma la soluzione sarebbe molto più semplice, basterebbe realizzare l'opera di pochi chilometri più a monte. Gli imprenditori restano in attesa e lanciano un appello a comune, provincia e regione. Siamo qua per dire all'amministrazione comunale, provinciale e regionale: fate attenzione a quello che state combinando, perché c'è una responsabilità di tipo evidentemente importante rispetto ai danni che fate alle aziende, e quindi noi abbiamo semplicemente chiesto che questi danni vengano calcolati. L'abbiamo fatto da sempre e anche su questa questione non ci ha risposto nessuno. Evidentemente, se qualcuno non vuol sapere quanto male fa quest'opera, ha delle idee diverse da quello che vuol dire il bene pubblico. Per quello che riguarda invece la questione diciamo così, di un eventuale ripensamento, in tutta Europa gli sbarramenti ai cunei salini si fanno in gomma, gonfiabili, sono di grandi dimensioni, bloccano delle barriere d'acqua assolutamente più piccole di quella che dobbiamo bloccare noi, e quindi questa barriera potrebbe essere realizzata a monte delle Darsene e con una spesa assolutamente simile a quella che il comune ci mette in questa opera si potrebbe fare un ponte in corrispondenza della strada dei campeggi a servizio delle attività economiche e turistiche della città.